Francesco Vianello di Prima il Veneto. Grazie direttore, buonasera a tutti. Lei dice quello è il problema. Sì, cioè non tanto la vicenda personale di corna o non corna, di tradimenti, eccetera. Cioè le sue relazioni personali non dovevano entrare in Parlamento. Dopo ognuno è libero sotto la doccia di fare o farsi quel che vuole, ma questo non deve coinvolgere atti o questioni istituzionali, documenti, fotografie, filmati e quant'altro. Cioè, e la bocca va utilizzando degli occhiali a fare delle registrazioni, questo sì. sicuramente lo fa in maniera lecita, quindi ne risponderà poi. Sì, ma anche lui magari raccomandale, guarda, già siamo amanti, già siamo un qualcosa di clandestino. Se ti mi accompagni dentro sui palazzi del potere, cerca di comportarti su una certa maniera, insomma, non metterti le dita nel naso, non fotografare e queste robe qua, insomma. Aveva a che fare con una persona che probabilmente non era adeguata. Ma l'ha scoperto veramente dopo, però caspita, informati anche un attimino prima. Cioè, quando inviti a nozze una persona su un palazzo dove si discutono di cose così importanti come la cultura, dato che ci sono 250.000 docenti precari che vengono spostati di 1000 chilometri da regioni lontane, cioè questo magari non è il suo ambito di competenza, però tieni presente che nell'ambito della cultura ci sono 250.000 professori, insegnanti precari che devono prendere i treni dalla Calabria al Veneto, alla Lombardia per andare a firmare un contratto di 8 mesi di lavoro, ok? Quindi questa è una mancanza di rispetto nei confronti di queste persone che si fanno un culo così per la cultura in Italia. Queste sono le persone che si fanno un mazzo così per salvare la cultura in Italia. Non queste storie qua, questi impeachment che sembrano quello di Clinton e della Levinsky. Io non entro nel merito, che facciano quello che vogliono nelle case chiuse o nelle case aperte, che facciano tutte le gangbang che vogliono, ma non dentro i palazzi del potere italiano. Dai, per cortesia. Siccome lo sentivo già che stava esprimendo, diciamo, alcune perplessità, io partirei con Francesco Vianello di Prima il Veneto. Sì, allora la grande perplessità è che la sinistra non abbia capito che questa legge sull'autonomia è il grande inganno, il grande bluff targato Lega e sorelle romane. Bon, allora questo è un grande... Lei è d'accordo con la slide? No, allora la slide probabilmente questa classe dirigente non si è nemmeno letta quella relazione riassuntiva sulle attività legislative della XIX legislatura che si può comodamente scaricare dal sito della Camera dei Deputati, che indica in 67 pagine, ma noi di Prima il Veneto ce le siamo lette anche alla faccia di chi dice che i veneti non sanno leggere, non hanno cultura, noi ci siamo letti e sottolineati tutte quelle 67 pagine di questa relazione riassuntiva, che spiega il percorso intricatissimo, lungo e praticamente impossibile che è questo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Quindi non serviva assolutamente una legge quadro come quella di Calderoli, votata, se non ricordo male, a gennaio alla Camera dei Deputati e poi recentemente a maggio, o forse era giugno, al Senato. Allora, nessuno che abbia il coraggio di dire che questa autonomia è falsa. Questa autonomia non spaccherà assolutamente il Paese, ma anzi, nella peggiore delle ipotesi, porterà un ennesimo oceano di denaro pubblico che andrà a finire poi nelle mani dei soliti lestofanti al sud, dove i livelli di prestazione come sono bassi, come erano 20 anni fa, bassi, come erano 50 anni fa, bassi, sono sempre stati bassi, hanno sempre avuto problemi con la gestione dei servizi pubblici e in particolare della sanità. Ora, capisco la necessità della Lega di sopravvivere, di prolungare la sua agonia politica con questo bluff, questo grande bluff che ormai hanno capito tutti in Veneto sulla falsità
di questa autonomia differenziata, tant'è vero che la Lega ha dovuto ricorrere alla incoerente candidatura del generale Vannacci per prendere 500.000 voti, altrimenti avrebbe segnato la catastrofe elettorale all'ultima competizione, no, delle elezioni europee. Ma quello che mi sorprende è che la sinistra non dica: guardate che questa legge sull'autonomia non modificherà neanche della capocchia di uno spillo la situazione attuale. Guardi, ha già conquistato il favore di Francesco Vianello, che prima è stato molto critico sulla legge, sulla riforma Calderoli, adesso invece annuiva in maniera importante. Di essere coerenti, responsabili e trasparenti, per cui cerchiamo di dare pane al pane, vino al vino, tanto al centrodestra quanto al centro-sinistra. Per cui se una proposta ci sembra sensata e ragionevole, noi la sosterremo indipendentemente da chi la formula, d'accordo? Cioè lei dice, invece che schierarsi contro, raccogliere le firme per un referendum abrogativo, forse dovevano promuovere un dibattito politico, sì, avrebbero dovuto che migliorasse la legge. Tecnicamente la situazione, andare a fondo ed evidenziare che questo disegno di legge, ormai diventato legge, non condurrà da nessuna parte, perché è talmente lungo e intricato e coinvolge decine di commissioni ed enti, con interrogazioni parlamentari che poi passano al Senato, al Presidente del Consiglio, alle varie commissioni, e basta cambiare un testo anche soltanto di una virgola per farlo ritornare all'origine, come nel gioco dell'oca. Per quello noi diciamo che con questa legge l'autonomia diventerà come la pallina nel gioco del flipper. Avanti e indietro. Già ci sono voluti 7 anni dal referendum, che tutti hanno citato. Adesso tutte le forze politiche fanno finta di essere autonomisti e federalisti e invece non lo sono. 7 anni da quel referendum. Adesso 2 anni per la definizione dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione. Al termine di questi 2 anni scopriremo l'acqua calda, cioè che nel meridione questi livelli non sono garantiti. Per finanziarli occorreranno 3 manovre finanziarie, quindi 3 oceani di soldi che, anche ammesso si riuscisse a trovarli, andrebbero a finire poi nelle mani dei soliti lestoffanti. Mi collego velocemente a quello che ha detto lei prima. Delle 23 materie, no? Dalla Libera, dice. Sì, al dottor Dalla Libera. La Regione Veneto avrebbe potuto immediatamente innescare una trattativa privata coinvolgendo solo 2 soggetti, la Regione Veneto da una parte e il governo dall'altra, per ottenere che fossero delegate queste 23 materie. Avrebbe potuto farlo subito. Avrebbero potuto farlo subito. Lo ha fatto, il tavolo c'era con la ministra Stefani. Ma poi lo hanno interrotto. Come mai hanno deciso di allungare, di decuplicare i tempi attraverso questo processo che ha necessitato la riunione delle Camere, del Parlamento e del Senato? Perlomeno le 9 materie, quelle sulle quali non era necessario definire i LEP, quelli avrebbero potuto ottenerle subito, lo stesso. Quindi non si capisce perché. Allora ritorniamo, secondo me, alla teoria del complotto, cioè dell'inciuccio fra sorelle romane e Lega, nello scambio fra premierato e questa autonomia. Cioè non vogliono l'autonomia. La Lega non vuole l'autonomia del Veneto. Andiamo a fare tutti quanti i dipendenti pubblici anche in Veneto. Ma no, i dipendenti pubblici hanno gli stipendi che non vogliono 5 milioni più. di Chiedi al sindaco, tutti a fare neanche più i concorsi pubblici. Così avremo gli stessi livelli di prestazione con tutta Italia. Dobbiamo restare uniti, tutti uguali nella stessa barca che affonda, e allora andiamo Bisogna tutti che la politica smetta di mangiare, perché credevamo di essere immuni, poi abbiamo visto che il Mose o Roma o Venezia, anche noi quando arriviamo là qualcuno, molto meno magari, che qualcuno ci mangia, il potere è un grosso demone che logora. Che logora, che quando ti avvicini, quando odori il denaro. Ci hanno portato via 2 banche senza che muovessimo un dito, e abbiamo persi con le banche. Però di autonomia c'è bisogno e i giovani la vogliono. Non la vogliono i giovani vanno all'estero. Mia figlia va a trovare i suoi amici a Berlino, il sentimento a Valencia. di identità veneta, vogliono l'autonomia
c'è l'autonomia? No, ma Dove capisci? c'è l'autonomia? Sì, ma da tanto, da una vita. È qui che doveva esserci 30 anni I fa. veneti Doveva la esserci 30 anni fa il l'autonomia. 98% di Ma gente dove? la Ma voglia. dove? Abbiamo perso 30 anni. Lei deve venire nelle aziende e a vedere il problema Ho dei lavorato veneti qual 10 è? anni nelle aziende. Il problema Le dei tasse- lavoratori veneti. Le tasse che le aziende venete pagano per mantenere eserciti di persone che non fanno nulla. Questo è il E problema. chi sarebbero le persone Noi che non fanno nulla? Chi sarebbero? Oggi le persone che non Allora, fanno nulla sono i politici. il sistema è la politica che non centralista fa ha generato niente. La parassiti, politica ha mangiato ha per generato 30 anni in eserciti questo di paese parassiti. e adesso sta dando la colpa al sud. Le La posso politica dire- ha mangiato per 30 anni. Il problema di Stellantis è un problema politico e l'ha creata la politica. Per lei cosa vuol dire autonomia? Vuol dire che Pomigliano chiude Gestire e le vuol nostre dire che risorse Mirafiori qui. non chiude. Gestire No, le quello nostre voglio capire. risorse qui con efficienza. Scusi, io e che voglio ognuno le capire. gestisca a casa Lei sua, mi deve capire. responsabilizzandosi. Lei mi deve Si spiegare devono a me e agli responsabilizzare italiani. tutti. Vuol dire autonomia, vuol dire che Pomigliano chiude e Mirafiori non chiude. Questo vuol dire autonomia, no, vuol ma dire non che un questo. pensionato giù, ok, che prende 500 euro, prenderà Ma non è che sempre dobbiamo 500 mantenere euro tutti, e quello del nord ne permetta. prende 600. Non Come, dobbiamo- cioè, non dobbiamo faccio capire mantenere tutti, agli italiani l'autonomia. Non gliene frega niente, soprattutto il nord, a lei ai forse, lavoratori, a ai lei non lavoratori. frega niente Io sono un dell'autonomia lavoratore, del Veneto. io pago le A tasse. lei non frega A me niente non me ne frega niente, sa dell'autonomia del perché? Veneto. Sa perché? Lei non vuole l'autonomia del ma Veneto. sa Le perché dà a me non mi fastidio. interessa? A me Si mi sente che le interessa dà lavorare, fastidio. a me mi Le interessa dà fastidio produrre, lavorare. l'efficienza del Veneto. E quello è Lei il ha discorso. invidia nei confronti Ai lavoratori del non gli Veneto. interessa Invidioso l'autonomia. del Veneto è lei, Ma dei che, nostri ma successi, che cosa? della I gente che successi si è di cosa? imboccata le maniche, con Quali? onestà, con Che noi spirito abbiamo di le aziende in cassa sacrificio, integrazione qui nel gente Veneto. che ha lavorato, che ha trasformato I lavoratori- in aziende. Ma di gente cosa che si è parla data lei? da fare, Ma lei ha mai lavorato che in non ha mai fabbrica? chiesto Ma sa che niente cos'è a il lavoro? nessuno. Ma lei sa che cos'è il I veneti lavoro? non hanno mai chiesto niente a nessuno. Cosa? Ma chi? Non hanno Ma lei è fuori, lei sta fuori dal mondo del lavoro. Io ho Lei lavorato 10 ma anni dove? in azienda. 10 anni. 10 Io anni lavoro da nelle aziende 35 private. anni. Nelle 35 aziende e non so se private, vado in 10 pensione. anni ci ho Grazie alla lavorato. classe politica. Grazie alla classe politica. No, Io non so no, se andrò no, in pensione. assolutamente. Grazie Lei signori si che parla sbaglia. lei. Io Lei non si so se andrò in sbaglia pensione. fortissimamente. Grazie al signor Renzi, noi lavoratori abbiamo perso È la inutile dignità che di alza la essere voce, lavoratori. non convincerà nessun Grazie Veneto. a tanta gente politica Non abbiamo perso convince la dignità nessun di essere Veneto, caro lavoratori. signore, Le mi perdoni. aziende pagano, le aziende del Veneto come le aziende dell'Italia pagano l'energia più alta a livello europeo e questo grazie a una politica di interessi che non gliene frega niente del lavoro, niente gliene frega del lavoro, a lei pensano secondo me non solo agli interessa affari niente loro. del Veneto, Le questo è il ripeto, punto. la signora Meloni è andata da De Debbie, ha detto che qui in Italia abbiamo il più alta occupazione che esiste. Ma questi discorsi dove? li faccia Ma alla dove? Schlein, Ma li quale faccia al suo slime? amico A me non mi De Luca, non De li venga a Luca, fare qui in a Veneto. me della classe politica Li che faccia sia gli di destra che sia di amministratori delle sue sinistra regioni. non me ne frega niente. Io non mi riconosco in nessun partito politico. Dopo gli anni 90 la politica italiana è solo interessi personali. Basta, i lavoratori non gliene frega niente della politica, gliene frega la mattina di andare a lavorare e di poter lavorare in grazia di Dio. Voi ci state togliendo la dignità del lavoro, la politica ci sta togliendo la dignità del lavoro. Io quando faccio un'ora di straordinario devo pagare 45% allo Stato. Per cosa? Ma guarda che queste Per urla lei cosa? le deve rivolgere alla Schlein No, io le rivolgo alla e a- classe politica, che sia di destra o di sinistra. Io se faccio un'ora di straordinario, il 45% va allo Stato. Per cosa? Una volta mi dicevano, vabbè, per la sanità, ok, oggi se vado a fare una visita medica devo pagare il ticket. Se la prende domani. per chi ha votato? Io non ho votato per nessuno, non ho allora votato, si mette in ok? gioco, I lavoratori, fondi un partito i lavoratori suo, non crei vanno una neanche a nuova idea votare pulita perché di non vi politica. credono più, Faccia non lei la credono. politica efficiente, I faccia lavoratori lei la non politica credono più in questa nuova. classe politica. Se non si fida non di questi credono. politici, L'autonomia scenda qual in è? campo Quale lei. sarebbe l'autonomia? Che l'operaio di giù o l'operaio
gli operai sono uniti, sia quello di giù che quello di su, sono uniti, quando facciamo le lotte le facciamo uniti, non guardiamo che tu sei del sud e tu sei del nord, perché i problemi che ha l'operaio di Canicattì ce l'ha anche quello di Padova, è uguale, stessi problemi. L'autonomia è una frustrazione vostra, ai lavoratori non gliene frega niente, contro il 98% non gliene frega niente, ma che cosa? Questa abbiamo visto che comunque ognuno qua la pensa come contro il 98% dei veneti. Grazie. Le ripeto, i problemi di questo paese sono i lavoratori, il lavoro. A noi il lavoro, le ripeto, l'azienda dove lavoro io abbiamo sempre lavorato grazie a un sistema politico. Oggi siamo in cassa integrazione, ok? Perché il sistema politico ha cambiato il metodo di commercio a livello europeo, è stato cambiato il metodo di commercio. Le multinazionali comandano chi deve vivere e chi deve morire. Lei è molto gentile perché sta rispettando la volontà popolare espressa dal 98% dei veneti. Quanti anni fa questo? Grazie. Quanti anni fa? 7 anni fa stiamo parlando, lei deve parlare di oggi. Oggi deve parlare di oggi. 7 anni fa si parlava di modo. 7 anni fa Va bene. Comunque anche Del Mastro ha detto secondo lui. E ringraziamo anche Francesco Vianello di Prima il Grazie Veneto. a voi tutti, buonasera.